A Castelfranco ultime ore di campagna elettorale. Domenica sarà l'unico comune della Marca a tornare al voto dalle 7 alle 23 per il ballottaggio tra i due sfidanti alla poltrona di sindaco, Claudio Beltramello, candidato del Partito Democratico, e il leghista Stefano Marcon per il centrodestra. In vantaggio è quest'ultimo che al primo turno ha conquistato il 42% dei consensi, staccato di 9 punti al 33% Beltramello. Niente apparentamenti formali in vista dello spareggio. Il Movimento 5 Stelle non si è schierato. Tiziana Milani, forte del suo 11%, ha lasciato libertà agli elettori. Gianni Fiscon ha manifestato il suo sostegno a Beltramello, ma senza accordi ufficiali. Per Marcon stasera tour nei quartieri con il governatore Luca Zaia, con finale alle 20 in piazza Giorgione. Tornerà Zaia sicuramente per la chiusura della campagna elettorale. Ciò dimostra la grande attenzione che ha il partito, che ha la Lega verso Castelfranco Veneto e verso questa compagine di governo che ci sarà per governare Castelfranco Veneto. Beltramello pensa alla squadra che sarà affiancata, dice, da consulenti qualificati che lavoreranno a titolo gratuito per il rilancio del territorio. Quando vinceremo, chi sarà in consiglio è una squadra molto forte, di persone competenti, con un grande rinnovamento e anche qualche persona di esperienza, quindi un mix importantissimo per governare al meglio questa città. Per esprimere la propria preferenza basterà barrare il nome del candidato prescelto. Alle 23 a urne chiuse l'inizio dello scrutinio.